Vittoria importante a Roma, insomma avete concluso questo girone d'andata alla grande. Sì, molto importante, abbiamo conquistato 4 punti d'oro, non poche squadre riusciranno a vincere a Roma con questa squadra molto forte. È stata una partita difficile, a un certo punto loro con i calci stavano per recuperare il punteggio. Sì, il primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo tempo purtroppo abbiamo caduti nel loro gioco, abbiamo preso troppi calci di punizione in mischia e ogni calcio era una trasformazione, erano 3 punti per loro, quindi abbiamo rischiato grosso. Diciamo che magari su certe situazioni non siete riusciti a fare il vostro gioco. Assolutamente, quando invece siamo riusciti ad avere il pallone verso la metà del secondo tempo abbiamo incominciato a macinare gioco e abbiamo fatto una bellissima meta da 60 metri. È un segno anche di maturità comunque. La maturità ci sarà nel momento in cui prenderemo meno calci di punizione in mischia. Si diceva che queste ultime 3 partite insomma, avrebbero mostrato la consistenza, avete superato tutti e 3 i test. Sì, chapeau ai nostri ragazzi che hanno fatto delle 3 buonissime partite, hanno vinto contro le 3 dirette concorrenti per i playoff, però il campionato è ancora lungo, adesso c'è tutto il giorno di ritorno, vediamo di trovare una soluzione per i problemi che abbiamo e di continuare su questa buona strada. Adesso c'è la Coppa. Sì, dobbiamo affrontare il 17, questa squadra portoghese di cui conosciamo poco o nulla, abbiamo recuperato qualche clip, però abbiamo visto che hanno una grossissima capacità di gioco alla mano e vediamo di trovare delle soluzioni per questo e di fare una buona prestazione. Per te è la prima volta che incontri una squadra portoghese? No, io ho già giocato contro delle squadre portoghesi quando Che tipo di rugby è che fa? loro fanno un rugby di movimento, estremamente in movimento, infatti sono molto forti anche nel rugby a 7. E non hanno dei fisici spaziali, però hanno delle gran gambe.